Bilancio di fine anno, gli auguri del sindaco di Agrigento accompagnati da un piccolo regalo in collaborazione con le TV. Marco Zambuto, ex sindaco della Città dei Templi e assessore regionale con delega agli enti locali, alla funzione pubblica e al digitale. Un'unica autorità idrica per tutta la Sicilia, la Regione accelera sulla riforma. La Valle dei Templi promuove non solo i suoi beni ma anche i suoi prodotti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Quest'anno sono tante le ragioni per cui non si può festeggiare insieme il Capodanno, ma il sindaco di Agrigento Franco Miccichea ha chiesto lo stesso agli assessori Costantino Ciulla e Francesco Picarella di inventarsi qualcosa. Grazie alla generosità del regista e produttore Francesco Bellome e alla disponibilità dell'attore Gaetano Aronica, che hanno pensato e realizzato uno spettacolo che andrà in onda alle 22:30 al Teatro Pirandello di Agrigento e che verrà diffuso in contemporanea dalle emittenti televisive agrigentine che hanno voluto gratuitamente partecipare a questo regalo alla città e agli agrigentini. Il nostro direttore Arturo Cantella. Momento di auguri da parte del neosindaco Francesco Miccichea, accompagnato dai suoi assessori, stamani presso la sede del Palazzo di Città, di un buon 2021, fiducioso che possa essere fiorero di buone cose, ma è stata anche l'occasione per tracciare un succinto bilancio delle cose in cantiere che si andranno a sviluppare con il nuovo anno, con un cenno anche alle cose già realizzate. Il mio augurio per la città è quello di poter ritornare alla normalità. Dobbiamo uscire fuori da questa pandemia che purtroppo sta creando un disagio notevole a livello economico a tutte quelle attività commerciali che hanno subito questo danno. La chiusura quindi è stata nefasta per loro e quindi il danno economico ingente. Vediamo se possiamo uscire al più presto dal lockdown e poter incentivare tutte quelle attività di cui sopra. Una delle mie iniziative sarà quella di incentivare, di promuovere il turismo e quindi far diventare Agrigento non una città a vocazione turistica ma proprio turistica e far sì che il turista, restando qui diversi giorni, anche settimane intere, possa andare di nuovo a ricomporre quei tasselli che sono fondamentali per l'economia agrigentina. Tanti progetti portati avanti, sì. Appunto il porticello di San Leone, ma non solo, anche il completamento del finanziamento per Argento Urbana. Sì, noi per correttezza devo dire che abbiamo continuato l'attività amministrativa della vecchia amministrazione e quindi abbiamo portato fino a proprio ieri sera, abbiamo completato le misure dell'Argento Urbana in continuità in continuità a quello che la precedente amministrazione aveva iniziato, e quindi noi abbiamo completato il lavoro già fatto da altri. Per quanto riguarda le iniziative nuove, mi parlavate voi del porticciolo di San Leone. Che cosa sta succedendo al porticciolo di San Leone? Ci saranno due interventi, un intervento immediato, grazie anche all'intervento e all'impegno del Genio Civile di Agrigento. Devo ringraziare l'architetto Rino Lamentola che mi ha coadiuvato, ha anche accettato le mie richieste. Quindi il primo intervento, che inizierà immediatamente nei primi mesi del 2021 e prima dell'estate sarà completato, consisterà in un rifacimento del braccio di ponente, una ripavimentazione proprio di questo braccio con una fruizione totale anche dello stesso braccio fino al faro, cioè, mentre adesso è soltanto metà molo fruibile, poi sarà fruibile fino al faro con l'illuminazione e con delle panchine. Altro intervento è sulla ringhiere, verranno rifatte tutte le ringhiere, verranno rifatti i servizi igienici, i due servizi igienici attualmente esistenti ma ahimè devastati, e proprio per evitare questo fenomeno dell'incuria metteremo accanto ai servizi anche un ufficio per poter far sì che chi deve gestire questi stessi servizi avrà un ricovero per l'estate. Altro intervento, ci sarà anche una riqualificazione per ora transitoria anche della parte del lungomare che arriverà fino quasi all'ex lido Aster. Lì ci sarà una fruizione della spiaggia, ci saranno anche lì fatte delle docce
ci sarà anche una riqualificazione dei campetti di pallacanestro, di calcetto, la pista di pattinaggio, anche i campetti di tennis. Questo nell'immediato. Nel futuro ci sarà, già abbiamo avuto proprio il finanziamento di 900.000 euro per la progettazione del nuovo porticciolo turistico, dove a quanto pare il finanziamento sarà intorno ai 15 milioni di euro, per ampliare e rimodulare il porticciolo e renderlo naturalmente più fruibile alle grandi imbarcazioni. Capite bene cosa vuol dire avere qui a San Leone, ad Agrigento, yacht di grossa taglia, vuol dire per portare più turismo ancora. Altra idea che stiamo portando avanti, che ho voluto riprendere io, quasi portando fuori dei progetti già esistenti ma quasi abbandonati, è la foce del fiume Akragas. Diventerà un'oasi, diventerà fruibile, diventerà accessibile quindi a chi vorrà poi andare a visitare questo sito. Poi ci sarà anche un ripristino del boschetto, del viale delle dune, sperando anche con gli enti preposti di effettuare immediatamente una convenzione e poter quindi riorganizzare questo bene nostro quasi abbandonato, e poter far sì che si potrà anche godere di questo spazio per quanto riguarda le passeggiate, per quanto riguarda anche la libera attività fisica che ognuno di noi vorrà fare. Altre iniziative. Abbiamo provato la riqualificazione del centro sociale di Fontanelle. Abbiamo finanziato la riqualificazione del centro sociale di Fontanelle, che finora è stato abbandonato, e andremo a riorganizzare, faremo il bando per riutilizzare lo spazio a parcheggio di Cugnovela, fondamentale per lo stazionamento degli autobus turistici, e quindi anche una fonte di guadagno per la nostra Agrigento. Stiamo cercando anche di organizzare, grazie anche ai miei assessori, cioè anche al vice sindaco, riorganizzare e rimodulare anche la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Presentato stamani alla stampa dal sindaco Franco Miccichè e dagli assessori preposti Costantino Giulla, assessore alla cultura e spettacolo, e quello al turismo Francesco Picarella, l'iniziativa che si svolgerà presso il Teatro Pirandello di Agrigento in occasione del primo dell'anno. Sarà infatti realizzato uno spettacolo dal tema Joy of Christmas, canzoni per le feste per un anno, ovviamente senza pubblico presente per via del lockdown che vieta gli eventi pubblici, ma solo trasmesso online e dalle TV locali agrigentine. Lo spettacolo è offerto da Francesco Bellomo, scritto da Paolo Logli, con la partecipazione dell'attore agrigentino Gaetano Ronica e le voci soliste di Martina Di Fonte e Michelangelo Nari, il 1° gennaio alle ore 22:30 presso le TV locali agrigentine. Questo evento assolutamente a titolo gratuito, da un'intuizione, soprattutto dal lavoro dell'amico Francesco Bellomo, che ci è venuto a trovare qualche giorno fa, dicendo che insomma effettivamente ad Agrigento non poteva mancare un momento a Capodanno, soprattutto dopo il 2020, un 2020 assolutamente da dimenticare, un evento che comunque potesse allietare la serata di giorno 1 appunto dalle 22:30. Ci corre l'obbligo, perché naturalmente attorno a questa organizzazione c'è stato subito un momento di confronto con tante persone e tanti operatori, e devo ringraziare gli operatori e soprattutto le TV locali, Teleacras, TVA e Agrigento TV, che da subito e in maniera assolutamente del tutto gratuita ci daranno l'opportunità ai cittadini di Agrigento di godere di 1 ora e un quarto di spettacolo seduti comodamente da casa nostra. Ne approfitto per fare gli auguri naturalmente alla città di Agrigento e soprattutto agli operatori della stampa che con grande spirito sono sempre presenti per sponsorizzare e per dare divulgazione alla città delle notizie di questa amministrazione. Abbiamo voluto fortemente, grazie all'interlocuzione proprio con Francesco, che è avvenuta non qualche giorno fa ma 2 giorni fa semplicemente, quindi in 48 ore abbiamo organizzato tutto, già è tutto pronto per questo concerto di Capodanno. Ringraziamo nuovamente le TV locali, ma voglio ringraziare anche i giornali che saranno contattati
o stanno per essere contattati in queste ore anche giornali online per vedere se possiamo anche tramite loro trasmettere il prodotto. Ecco, vedremo un attimino. Ringrazio Emanuele Farrugia che si è messo a disposizione, gli abbiamo detto: Emanuele, questa cosa gestiscila tu, e l'ha fatto prontamente, e ricordiamo a titolo gratuito perché il Comune purtroppo non ha avuto il tempo e neanche gli strumenti per organizzare questo evento. Ecco, io ne approfitto ancora per ringraziarvi tutti, operatori della televisione, operatori dei giornali, e fare gli auguri a tutti i cittadini agrigentini. Tutta l'amministrazione è vicina alla città, stiamo ascoltando i veri bisogni e tutti i cittadini in lungo e largo, quindi siamo a vostra disposizione. Vi rinnoviamo i nostri migliori auguri di un buon 2021 che sia principalmente migliore da un punto di vista sanitario e tutto il resto di conseguenza. L'anno sta per finire e meno male che si conclude questo malefico 2020 con i suoi influssi che da domani dobbiamo cercare di cancellare. Ed è questo l'augurio più grande. Noi intanto diciamo grazie a tutti voi che ci avete preferito ogni giorno seguendo i nostri programmi e l'informazione da voce libera ma professionalmente all'altezza per un servizio, quello dell'informazione appunto, che riteniamo essenziale per i cittadini. E vogliamo rimanere liberi ed è per questo che chiediamo sostegno, non elemosine da parte dello Stato, che come al solito indirizza il proprio interesse verso i grandi. E grazie a voi ascoltatori se abbiamo trovato e speriamo di trovare ancora la forza di continuare ad esistere. Una voce libera è segno di democrazia e di libertà. La nostra voce per tutto il 2020 è stata la voce di chi voce purtroppo non ha. Ecco perché sono importanti le emittenti private. Speriamo che da domani si apra uno spiraglio di luce vera per tutti. Da parte di tutti noi di Televideo Agrigento, assieme al ringraziamento per la vostra attenzione che ci riservate, vi giunga l'augurio di un buon anno da trascorrere insieme a chi vi offre il meglio dell'informazione. Anche a Capodanno, così come già fatto per il giorno di Natale, le emittenti locali televisive associate al circuito dell'Arrea, tra cui TVA, Televideo Agrigento, che trasmette in Sicilia sull'LCN 92 e in streaming sul sito televideoagrigento.tv, avranno la possibilità di vedere in contemporanea in tutto il territorio italiano il concerto di Capodanno alle ore 10 del mattino. A eseguirlo l'Orchestra Filarmonica Solisti di Radio Veneto 1, diretto dal maestro Giorgio Sini, con l'esecuzione di brani di Gioacchino Rossini, La Gazzaladra, Mendelssohn, Johann Strauss su Bel Danubio Blu, la Marcia di Radeschi, mentre alle ore 10, sempre del giorno 1, a reti unificate alle ore 13, sarà trasmesso l'Ave Maria di Schubert, cantato dal soprano Alessandra Dusian dei Chalice, con il messaggio ai propri ascoltatori di unirsi alla preghiera del Santo Padre Papa Francesco per salvare l'umanità della cruenta pandemia del Covid-19. Il Santo Padre è stato informato dell'iniziativa portata avanti dalle TV locali dell'Arrea. Intanto arrivano attestati di stima e di solidarietà da parte di operatori culturali della società civile a sostegno delle emittenti televisive locali per la paventata chiusura e per il comportamento avuto dalle autorità locali verso il settore, privilegiando grazie al DPR 146/17 solo le prime 100 emittenti televisive nazionali, tra queste quelle dell'operatore culturale Giovanni Costanza, del presidente Fabrizio Raso, del Centro Consumatori Italia-Sicilia. Giovanni Costanza afferma: TV locali, quale sarà il loro futuro? Nel 1971 a Biella nasce la prima TV privata italiana che trasmetteva via cavo. Nel 1974 la Corte Costituzionale, afferma Costanza, dà via libera a tutte le TV private di trasmettere via cavo. Nel 1976 sempre la Corte Costituzionale
dà il via libera a tutte le TV private di trasmettere via etere, però solo nell'ambito locale. Ecco che da allora nella nostra provincia di Agrigento, afferma Costanza, nascono tante TV private quali TVA, Teleacras, Agrigento TV, Studio 98, TV Europa, TRC. Da allora le nostre TV locali hanno saputo documentare e raccontare molto del nostro territorio, hanno saputo narrare la storia di ogni cittadino libero di esprimere il proprio concetto entrando in ogni casa degli agrigentini e in quelle di tutta la Sicilia. Dopo aver assistito a diversi assetti legislativi e determinato un profondo cambiamento con spese molto sostenute come il passaggio al digitale, dedicando le nostre energie a misurarsi con il diritto all'informazione in modo onesto e corretto e con un impiego di personale che abbiamo assunto e formato, oggi ancora una volta, afferma Costanza, il governo è propenso a ridurre ulteriormente i finanziamenti per le TV locali, col rischio serio di chiudere e privare molta gente del diritto all'informazione locale, vitale e insostituibile. No, non è corretto, si rischia di chiudere ingiustamente e licenziare anche i giornalisti, alcuni di una certa età, formati, e mandarli per strada da eterni disoccupati. Intanto interviene anche Fabrizio Raso del Centro Consumatori Italia Sicilia, nella persona del suo presidente, esprime solidarietà alle emittenti televisive locali e manifesta un forte disappunto sul mancato ristoro per le conseguenze dell'emergenza Covid-19, alle suscitate da parte del governo nazionale. Riteniamo che sia in gioco la sopravvivenza del pluralismo dell'informazione locale, continua Raso, settore già provato da una lunga crisi dovuta al restringimento del mercato pubblicitario e della riduzione drastica o addirittura dell'abolizione dei fondi pubblici a sostegno. Pertanto si profila la scomparsa della piccola emittenza radio TV che quotidianamente fornisce l'informazione locale, che normalmente viene snobbata dai grandi network televisivi. Tale pericolo comporterà per Raso gravi conseguenze sulla libertà e sul pluralismo informativo. Quindi, conclude Raso nel suo comunicato stampa, facciamo appello alle forze politiche che si facciano concretamente carico della problematica che rappresenta un punto importante per la democrazia partecipata del Paese. Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento e assessore regionale con delega agli enti locali, digitale e funzione pubblica. Vediamo. A volte quando si perde si vince. Strano a dirsi e ancor più strano a pensarlo. Ma Marco Zambuto, già sindaco di Agrigento, che ha perso le elezioni nella sua città, realizzando comunque un ottimo risultato con Forza Italia, partito più votato, oggi può gioire per quella sconfitta. Il rimpasto nella giunta regionale è completo e Zambuto è uno dei nuovi assessori del governatore Nello Musumeci. La formalizzazione è avvenuta questa mattina. La decisione sui due nuovi assessori dopo un lungo braccio di ferro in Forza Italia è arrivata ieri sera. Il secondo nuovo assessore è Toni Scilla di Mazara del Vallo, già nella segreteria particolare di Edi Bandiera. Prenderà proprio l'assessorato di Bandiera all'agricoltura. A Zambuto andrà invece la delega di Bernadette Grasso alle autonomie locali. All'interno dei forzisti si respira già qualche mal di pancia, ad aspettarsi di ricoprire la poltrona era il deputato ed ex sindaco di Cammarata Vincenzo Giambrone, in Forza Italia da mezzo secolo. Dure le sue parole all'interno di un comunicato stampa diramato contro il presidente dell'Arse e capo degli Azzurri in Sicilia Gianfranco Miccichè. Giambrone è deluso per l'atteggiamento anche di Riccardo Gallo. A gioire invece il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, che scrive: apprendo con vero piacere la notizia che il mio amico Marco Zambuto è stato appena nominato assessore regionale alle autonomie locali dal presidente della regione Nello Musumeci. Ne riconosco da tempo le qualità umane, prosegue Miccichè, professionali e politiche, e non mi piaceva che nell'ultima campagna elettorale ci siamo trovati in posizioni di competizione, anche se mai di rivalità. Ci siamo incontrati più volte nei mesi della campagna elettorale e sono stati sempre selfie e abbracci, a dimostrazione che il nostro rapporto personale era ed è improntato al rispetto ed alla lealtà. Il ritocco della Giunta non riguarderà solo un cambio di assessori, ma anche qualcosa di più profondo, specie per quel che riguarda l'assessorato agli enti locali, che nelle intenzioni di Forza Italia, d'accordo con Musumeci, ha spiegato il presidente dell'Arse e coordinatore regionale degli Azzurri Gianfranco Miccichè, si trasformerà in un assessorato alla funzione pubblica. Lamento da tempo il sistema dell'autorizzazione preventiva, non c'è un paese al mondo in cui c'è una norma del genere. Il fatto che lo Stato sia chiamato a valutare
valutare in maniera preventiva se qualcosa sia giusto o sbagliato è una follia. Lo Stato fa le leggi e il cittadino le rispetta. Avere un assessorato alla funzione pubblica per provare a cambiare queste regole la considero una battaglia politica che sono convinto che Marco Zambuto, visto che è stato sindaco, conoscendo tutte queste problematiche, possa adesso trovare una soluzione adeguata, ha aggiunto il presidente dell'ARS. L'assessorato regionale all'agricoltura andrà a Toniscilla, un ragazzo meraviglioso, dice Miccichè. Scilla è anche il presidente di Agripesca. Normalmente all'agricoltura va gente che non ha profonda conoscenza dei problemi che andrà ad affrontare. Scilla è un grande personaggio, stramato da tutti i pescatori siciliani, è stato il promotore dell'interessamento per i pescatori siciliani in Libia. Sono molto contento di questa scelta e farà molto bene a Forza Italia e al governo Musumeci, conclude. La nomina di Marco Zambuto da assessore regionale agli enti locali in quota Forza Italia ha provocato una spaccatura all'interno del partito forzista agrigentino. Vincenzo Giambrone, che inizialmente sembrava l'uomo designato a ricoprire tale ruolo, ha annunciato le dimissioni irrevocabili dalla carica di coordinatore provinciale di Forza Italia con un lungo messaggio diffuso sui social. Vediamo. Dopo 25 anni di militanza in Forza Italia, con estrema delusione prendo atto di una decisione che esclude Forza Italia da Agrigento dalla giunta regionale, nonostante io fossi stato indicato all'unanimità dallo stesso partito. Prendo atto con molta amarezza che l'impegno preso ufficialmente da Gianfranco Miccichè, sia in TV sia a mezzo stampa, sin dalle elezioni regionali, è stato spudoratamente disatteso. L'impegno poi era stato suggellato direttamente con me da Miccichè nella sua stanza dell'Assemblea regionale, avendomi più volte detto: tu sarai il mio assessore regionale. Ciò me lo ripeteva, riconoscendo il mio coerente trascorso politico e i sacrifici fatti nelle ultime tornate elettorali. Quella regionale, avendo contribuito con un lusinghiero risultato, ottenuto in soli 24 giorni di campagna elettorale, a far eleggere l'onorevole Riccardo Gallo, restituendo così un deputato agrigentino a Forza Italia dopo la vacatio di una legislatura. Quella nazionale, perché candidandomi al Senato ho ottenuto 72.000 voti, di cui 41.000 per Forza Italia. Scusate se è poco. L'amarezza si duplica poi se a questo si aggiungono i traguardi personali raggiunti senza il contributo del partito e della politica. Mi riferisco a mie 3 legislature da sindaco, a direttore generale del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, che mi ha permesso di far conseguire al Consorzio il titolo di eccellenza nazionale, alla carica di presidente regionale del dirigente dei consorzi della bonifica siciliana. In quanto attuale commissario provinciale Forza Italia, carica per la quale rassegno le irrevocabili dimissioni, chiedo a Miccichè, nella qualità di commissario regionale Forza Italia, quali motivi, atteso che ragioni non ve ne sono, lo hanno indotto a disconoscere, calpestare e mortificare la volontà di tutto il partito di Agrigento. Come può un uomo dalla lunga e leale militanza come me in un partito essere sostituito da un soggetto che è stato presidente regionale del PD e ha cambiato più partiti che mutande? E questo è da bravo trasformista. Nulla contro la persona, ma va detto che Zambuto con Forza Italia non ha nulla che spartire. Non è stato mai vicino alle posizioni di Forza Italia, anzi spesso gli è stato avversario e mai si è candidato in una competizione elettorale con Forza Italia a qualsiasi livello. Sempre da commissario provinciale chiedo all'onorevole Gallo, nella qualità di deputato regionale agrigentino, quale sia stato il suo ruolo in tutta questa vicenda, da amico che prenderà distanze da quanti lo vogliono complice nella scelta fatta, ovvero da carnefice che, non prendendo le distanze dalla neonomina, ratifica il tradimento consumato a danno mio e delle legittime aspettative di tutti i militanti agrigentini di Forza Italia e del territorio agrigentino. Valuterò a giorni, assieme ai miei amici, e sono tanti, grazie a Dio, molti dei quali rivestono ruolo istituzionale in tutta la provincia,
le decisioni che noi andremo a prendere collegialmente, a differenza di altri, alla luce di quanto successo. A stretto giro la risposta del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, che saluta e rimpiazza immediatamente Giambrone. Con estremo dispiacere apprendiamo delle dimissioni irrevocabili di Vincenzo Giambrone da commissario provinciale del partito d'Agrigento. Il rinnovo, dice Miccichè, sentimenti di stima e amicizia che ci hanno accompagnato in questi anni. Forza Italia avrà una nuova guida nella provincia agrigentina, avvalendosi di Margherita La Rocca Ruvolo, valida parlamentare e presidente della Commissione Sanità dell'AS. Acqua in Sicilia, la giunta Musumeci accelera sulla riforma del settore. La regione verso un'unica autorità idrica per la Sicilia. Carmelo Lentini. L'anno che sta arrivando potrebbe portare delle grandi novità per ciò che concerne il servizio idrico regionale siciliano. In sintesi, il governo Musumeci si è attivato per riformare questo settore con un disegno di legge il cui scopo finale sarà quello di racchiudere in un'unica autorità idrica in tutta la Sicilia al posto delle 9 attuali ambiti territoriali provinciali. Un obiettivo ambizioso il cui annuncio è stato fatto nel corso di una riunione operativa convocata a Palazzo Orleans dallo stesso presidente della regione Nello Musumeci. Alla riunione hanno partecipato l'assessore all'ambiente Totò Cordaro, l'avvocato generale dell'ufficio legislativo Giovanni Bologna, i dirigenti generali dei dipartimenti acqua e rifiuti, l'autorità di bacino Franco Greco, i 9 presidenti delle assemblee territoriali degli Ati e i 5 commissari di Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Il caos nel settore idrico, ha voluto sottolineare il presidente della regione Musumeci, non è più tollerabile e dimostra che la normativa vigente non è più adeguata. Dobbiamo tutelare gli interessi del cittadino onesto che paga l'acqua, la riqualificazione della rete distributiva e la omogeneità delle tariffe. La bozza del disegno di legge verrà inviata agli Ati e ci confronteremo anche con l'ANCI Sicilia. L'obiettivo è quello di arrivare possibilmente ad un testo condiviso a metà gennaio per avviare il relativo iter all'Assemblea regionale. Il nuovo sistema comunque sarà in stretta continuità con il passato. Parliamo adesso dei prodotti Diodoros, il marchio della Valle dei Templi. Vediamo. Ciao a tutti, my name is Annalisa Pompeo. I'm a Sicilian chef and I do Sicilian cooking classes. Today we are here in Casa Barbadoro, in the middle of the Valley of the Temples, to meet the director of the Parco della Valle dei Templi. Roberto Sciarratta, in fact, is the director of the Valley of the Temples, and we are going to meet him to discover and talk more about Diodoros brand. Siamo in compagnia del nostro carissimo direttore Sciarratta. Direttore, nel 2005 nasce il progetto Diodoros per proprio valorizzare non solo le bellezze architettoniche ma anche quelle paesaggistiche di 1300 ettari, che sono proprio quelli in cui la Valle dei Templi persiste ed esiste. Che cosa ci racconta? Dall'istituzione della legge che ha avuto l'intuito di mettere assieme due realtà che sono presenti da centinaia di anni in questa area, cioè l'aspetto archeologico e l'aspetto paesaggistico. Diodoros da dove nasce? Nasce dalla valorizzazione di uno di questi aspetti, che è quelli del paesaggio. Quindi noi avevamo questa mission che era cosa? Il recupero del paesaggio, il mantenimento delle tradizioni che avevano reso questo paesaggio un paesaggio unico, e il cui connubio con il mondo archeologico ha fatto sì che quest'area diventasse così bella, soprattutto da vivere. E quindi da subito abbiamo messo in campo le nostre sinergie ed energie in un rapporto tra pubblico e privato che ha fatto sì che il progetto Diodoros fosse una delle costole importanti di questo parco archeologico.
Un onore e un onere, dalla selezione dei produttori che si prendessero proprio cura di tutti gli alberi e della vegetazione comunque presente dentro la valle. Quali sono stati i criteri? Ovviamente le misure che abbiamo messo in campo per il recupero e mantenimento di queste aree sono le misure che vengono dettate da un utilizzo razionale e biologico di queste aree. Noi non facciamo agricoltura, qui manteniamo il paesaggio e quindi il nostro dovere è stato quello di improntare questo progetto a linee guida che tenessero conto di questi aspetti, per cui il rapporto con il privato come è stato? È stato un percorso che ci ha visti a poco crescere e che si è basato su queste linee guida che erano quelle del mantenimento del paesaggio, il mantenimento dei nostri meravigliosi ulivi, il mantenimento e ripresa delle nostre aree destinate a viticoltura, e così poi siamo cresciuti con il miele, con il ripopolamento dell'ape nera melliflua, e abbiamo in cantiere altri progetti, ma sono quelli che vengono da una metodologia di recupero di paesaggio in maniera tradizionale e quindi in assonanza con la politica di valorizzazione e restauro che lega tutti gli aspetti del parco archeologico. Noi stiamo vivendo questo viaggio in uno dei posti più suggestivi della Valle dei Templi, uno dei tanti. Siamo a Casa Barbadoro. Cosa ci dice di questa location? Il posto è meraviglioso come tutta la valle, devo dire. Siamo a valle della cinta muraria della vecchia città, e questo è un immobile che è stato restaurato anni fa e che abbiamo già utilizzato per manifestazioni di tipo culturali, ma che intendiamo trasformare rispetto alle finalità del progetto Diodoros, per cui abbiamo individuato risorse tecniche e risorse economiche per poter far sì che Casa Barbadoro diventi l'immobile, il luogo dove questo progetto inizia e viene narrato, per cui ci sarà un'esposizione, una riqualificazione degli ambienti che abbiamo nel passato restaurato senza uno specifico fino, ma che oggi saranno adattati al progetto Diodoros, che da qui parte e qui avrà la sua casa dove ospitare questo meraviglioso viaggio che abbiamo deciso di intraprendere. Un viaggio che inizia quindi qua con noi a Casa Barbadoro, insieme al direttore Sciarrat, insieme a tutta la comunità dell'ente parco, e che arriverà a casa vostra, se lo vorrete, se vorrete insomma anche degustare, assaggiare e visitare la nostra cara Valle dei Templi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. 318 kg di fuochi pirotecnici illegali sequestrati dalla Guardia di Finanza di Messina. C'è il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sottoposto a sequestro 318 kg di artifizi pirotecnici detenuti illegalmente e posti in vendita nonostante le restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica. Nell'ambito dell'operazione sono stati segnalati all'autorità giudiziaria 2 soggetti messinesi per il reato di detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente. I fuochi pirotecnici illegali sono stati rinvenuti dalle Fiamme Gialle del gruppo di Messina nell'ambito di alcuni controlli disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, finalizzati a contrastare la fabbricazione, il commercio e la detenzione dei botti illegali. In un sottoscala di una palazzina di edilizia popolare sita nel quartiere di Fondo Fucile a Messina, nota alle cronache per la presenza di una delle principali baraccopoli presenti in città, i finanzieri rinvenivano, abilmente occultate, numerose scatole contenenti circa 8.000 articoli pirotecnici, la maggior parte di origine cinese. Tra il materiale esplodente sequestrato venivano rinvenuti infatti anche pericolosissimi petardi artigianali che rientrano nella classificazione degli articoli pirotecnici tra i fuochi d'artificio
che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Parte degli articoli sequestrati, pur conforme alle vigenti norme in materia, risultavano detenuti e conservati in maniera totalmente irregolare, con conseguente grave rischio per l'incolumità pubblica. Un'eventuale deflagrazione avrebbe potuto creare importanti danni strutturali all'intera palazzina. Durante le festività natalizie, come noto, si verificano il maggior numero di incidenti, talvolta mortali, provocati dall'abitudine di accendere petardi e fuochi d'artificio, anche e soprattutto illegali. L'uso incauto di tali fuochi può produrre lesioni gravi in considerazione della loro elevata potenza. Al loro interno si trova una miscela esplosiva realizzata con clorato e o perclorato di potassio con l'aggiunta di alluminio. Ieri avevamo auspicato un intervento del sindaco di Agrigento per vietare i botti di Capodanno. Ebbene, puntuale è arrivata l'ordinanza di Franco Miccichè, con la quale viene vietato dalle 21 di oggi alle 6 di domani, 1 gennaio, di vendere e fare esplodere artifici pirotecnici. Niente fuochi d'artificio, quindi, in tutto il territorio comunale. Il rischio in caso di inosservanza è di essere multati fino a 500 euro. Speriamo che l'importo della sanzione scoraggi tutti quanti e tutti osservino l'ordinanza, che tende soprattutto ad evitare seri danni per le persone. Ma ci sono anche gli animali che vanno tutelati dai botti. L'ordinanza del sindaco impegna le forze dell'ordine chiamate a vigilare attentamente. A questo proposito sarebbe opportuno prestare la massima attenzione nei quartieri periferici, dove a causa dei controlli, spesso quasi del tutto assenti, è più facile lasciarsi andare, fregandosene dei divieti. Attività sportive, campionati regionali di calcio potrebbero riprendere a gennaio. Carmelo Lentini. Come è noto, il prossimo 15 gennaio, almeno sino ad oggi, è la data fissata per il termine di efficacia delle attuali restrizioni all'attività sportiva, che ha significato la sospensione di tutti i campionati a livello regionale, consentendo alle sole competizioni nazionali, sia maschili che femminili, di poter proseguire non senza le difficoltà legate alla pandemia. Attenzione, non è una certezza assoluta, ma l'auspicio, virus permettendo, di poter finalmente ripartire in modo definitivo per poi mettere in atto tutte le misure necessarie per portare a compimento la stagione. Ed anche stavolta, sempre che si parta, come avvenuto in quella precedente, serviranno grande senso di responsabilità e tanta razionalità da parte di tutti. In Sicilia, nelle scorse settimane, l'attuale presidente del comitato regionale Santino Lopresti aveva smentito categoricamente di fare terminare i campionati di calcio ad 11 con lo svolgimento del solo girone di andata e a seguire play-off e play-out. Dunque i campionati saranno giocati come da regolamento, con la variante che almeno il torneo di eccellenza si continuerà a giocare almeno sino alla metà di luglio. Tra l'altro si sono giocate 6 gare di campionato e ne rimarrebbero 24, quindi 5 partite al mese nei 5 mesi che restano, un infrasettimanale ogni 3 domeniche oppure un infrasettimanale sì ed uno no, quindi al massimo 6 partite al mese. Tra l'altro il presidente Lopresti sembra avere le idee chiare sul tema tampone, predisponendo un budget di 100.000 euro per i tamponi che coprirebbero circa 10 giornate di eccellenza e promozione. Poi servirebbero ulteriori fondi per completare la stagione, ma si tratta sicuramente di un piano di emergenza. Vincenzo Spadafora, invece ministro per le politiche giovanili e lo sport, sembra essere più attendista. Infatti ha dichiarato: escludo la possibilità di apertura degli stadi a gennaio. Bisogna rispettare una scala di priorità. È difficile abilitare l'accesso negli impianti sportivi anche in misura ridotta. Significherebbe mobilitare numerose forze che in questo momento servono ad affrontare altre situazioni delicate. I dati epidemiologici degli ultimi giorni sembrano confortanti e la data di riapertura del 15 gennaio al momento non appare scontata.
Le scelte saranno condizionate dall'andamento della curva epidemiologica ed in questo contesto il lavoro di questi giorni mirerebbe a fare inserire nella lista delle riaperture almeno quelle specialità che possono essere svolte in maniera individuale, in numeri contingentati e senza utilizzo degli spogliatoi. A questo punto la ripartenza del calcio dilettantistico e giovanile potrebbe ancora slittare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon anno. A presto.